È tornata alla vita da poche settimane, il pubblico lo sta scoprendo e la Domus Romana nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte. C'è un motivo in più per visitarla, sarà infatti possibile osservare da vicinissimo i gesti attenti e la cura puntigliosa con cui i restauratori stanno recuperando i mosaici, il pavimento di età imperiale, gli ambienti delle terme, insomma un passo avanti verso la valorizzazione completa di un sito straordinario che ancora non fa parte dei circuiti turistici ma che si candida facilmente ad area archeologica tra le più suggestive della costa grigentina. Ecco così che il cantiere di restauro viene aperto al pubblico che affianca i percorsi di visita attentamente organizzati per permettere ai visitatori di apprezzare da vicino l'estrema accuratezza dei maestri mosaicisti dell'antichità che hanno realizzato i paventi in opus tassellatum. In particolare si potranno osservare da vicino i due vani identificati come afodeterium, cioè spogliatoio, che dalle stanze private introducevano al percorso termale classico dell'età romana. Sono mosaici di rara bellezza, in uno è protagonista il dio Nettuno, nell'altro il mostro Scilla, resi singolari da tessere colorate che ne tracciano le forme. Attorno alle figure mitologiche e mostri marini si rincorrono, definite con grande cura, inserite al centro tappeti musici bicromatici, delimitati da ricche fasce a motivi geometrici, vegetali e animali. Quindi la presenza di due camere con lo stesso uso, riservate di certo a un pubblico ristretto, rimanda alla volontà del Dominus di creare percorsi distinti per uomini e donne. L'iniziativa del cantiere aperto, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e fruizione dei siti archeologici del territorio, è di competenza del Parco della Valle dei Templi ed è un primo passo verso il coinvolgimento del pubblico, un modo nuovo per comunicare la conservazione. La scelta del restauro a cantiere aperto, ha commentato il direttore del parco Roberto Sciarratta, si rivela quindi particolarmente efficace come pratica di divulgazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico. Osservare dal vivo il lavoro dei professionisti, continua il direttore Roberto Sciarratta, cresce nei visitatori la consapevolezza della complessità attesa alla conservazione e alla tutela. È solo un'anteprima di un programma di visita ai cantieri di restauro con cui il parco intende favorire la partecipazione e l'informazione sull'incessante opera di salvaguardia del patrimonio archeologico che non finisce mai di svelare e di sorprendere